Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che oggi dedichiamo a mettere insieme tutte le notizie relative a ciò di cui ha appena parlato e l'avete appena ascoltato il ministro dell'Interno Alfano nell'informativa alla Camera sull'arresto del marocchino sospettato di essere coinvolto nella strage del Bardo a Tunisi. Andranno chiariti i movimenti di Abdelmajid Touil, ha detto il ministro dell'Interno Alfano, dopo il suo ingresso in Italia, il suo naturalmente di Touil, il 17 febbraio. Tra quella data e il 19 maggio, ha detto Alfano alla Camera, non sono emerse evidenze della sua presenza sul territorio nazionale. E su questo poi bisogna verificare, perché in realtà, come racconta oggi Marco Menduni, sul secolo XIX di Genova erano troppi i viaggi di questo Touil in Italia e l'intelligence, come si dice, i servizi segreti, lo conoscevano benissimo, si sapevano un sacco di cose di lui, contrariamente a quello che scrivono molti altri giornali di oggi. Ma poi facciamo, anzi adesso tra poco, una piccola rassegna stampa, per così dire, cioè cerchiamo di mettere insieme tutti gli elementi, che come al solito, quando le cose avvengono a caldo, è una delle maniere per cercare di capirci qualcosa. Comunque il ministro dell'Interno Alfano ha detto che tra la data del 17 febbraio, un altro degli ingressi in Italia, l'ultimo probabilmente, e il 19 maggio non sono emerse evidenze della presenza di questo soggetto che è stato fermato per essere sospettato di essere coinvolto nella strage di Tunisi sul territorio nazionale. Non c'erano evidenze della sua presenza, ha detto il ministro dell'Interno Alfano, che poi ha sottolineato come quando arrivò in Italia e fu identificato e ne fu disposta l'espulsione, nulla a suo carico era stato segnalato dalle autorità tunisine, dunque non era considerato soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale. Il ministro dell'Interno poi ha rivendicato l'arresto come un successo investigativo, frutto anche della buona cooperazione tra diversi paesi nella lotta al terrorismo. Ha ribadito il ringraziamento alle forze dell'ordine e all'intelligence. Ha detto ancora Alfano di non avere mai escluso il rischio terrorismo anche sui barconi e ha affermato che l'allerta è elevatissimo. Mai escluso che l'Italia sia a rischio terrorismo, sempre detto che l'allerta è elevatissima anche sull'uso dei barconi per l'infiltrazione di terroristi, pur se finora mancano riscontri, ha detto il ministro nell'informativa alla Camera dei Deputati. L'agenzia ANSA cerca di ricostruire la vicenda, 17 febbraio scorso, quando 642 migranti sbarcarono a Porto Empedocle, tra loro Abdelmajid Touil, il sospettato di aver partecipato all'organizzazione della strage del Bardo a Tunisi. Ripreso, è stata un'esclusiva dell'ANSA di ieri, la foto sul molo fotografato da un fotografo dell'ANSA poco prima del disbrigo delle pratiche di identificazione. Nella foto il giovane indossa una felpa scura col cappuccio alzato sotto un giubbotto chiaro con doppia chiusura lampo. Non ha la barba, ha capelli più corti rispetto a come appare nella foto segnaletica diffusa dalla polizia. Sia nella foto di Porto Empedocle sia in quella segnaletica si riconoscono sulla guancia destra 2 cicatrici. L'identificazione del giovane è stata comunque confermata dal fratello, al quale è stata mostrata la fotografia. Il cittadino marocchino 22enne è stato arrestato perché ritenuto uno degli esecutori della strage al Museo del Bardo a Tunisi, catturato dalla Digos e dai carabinieri del Ross a Gaggiano, Milano. Ricercato a livello internazionale dalle autorità tunisine, che lo ritengono coinvolto nell'attentato al Museo del Bardo. Abdelmajid Touil è ritenuto responsabile di pianificazione e esecuzione materiale dell'attentato. In casa sua gli investigatori hanno trovato e sequestrato materiale che deve essere ancora analizzato. Era già stato identificato nel febbraio scorso a Porto Empedocle dopo essere arrivato con un barcone. Dopo fotosegnalamento e impronte, il questore ne ha disposto l'espulsione. Ma, come ha detto il ministro Alfano, in quel momento nulla a suo carico era stato segnalato dalle autorità tunisine, dunque non era considerato pericoloso per la sicurezza nazionale, ha detto Alfano. In ogni caso era irregolare, era sotto espulsione, è stato trovato a casa dei parenti che invece hanno un permesso di soggiorno. Carabinieri e polizia hanno eseguito il provvedimento che nasce dall'autorità giudiziaria tunisina. Aveva ricevuto un ordine di espulsione e secondo le accuse e la ricostruzione degli investigatori sarebbe tornato nel proprio paese per compiere l'attentato del 18 marzo scorso a Tunisi.
Fratello del ragazzo arrestato dice invece che è sempre rimasto in Italia. Il fratello è innocente, non ha commesso alcun reato, dice il fratello di Abdelmajid Touil. È arrivato su un barcone come tanti altri, da quel momento non è più partito, è sempre rimasto in Italia. Il giovane rincasava in bicicletta nella palazzina al civico 14 di via Pitagora a Gaggiano, dove vive con la madre. La madre che dice: il 18 marzo, il giorno dell'attentato a Tunisi, mio figlio era davanti alla TV. Ho visto con lui l'attentato in televisione. La jihad non gli piace per niente, ha detto la madre di Abdelmajid Touil. Mio figlio è innocente, non c'entra nulla, era in Italia, ha fatto una scuola di italiano, stava cercando lavoro. Come si può andare in Tunisia senza avere documenti? Ha detto la donna, alludendo alla denuncia di smarrimento del passaporto del figlio fatta proprio dalla donna, denuncia fatta però dopo l'attentato di Tunisi. La donna ha anche mostrato una copia del foglio di intimazione di espulsione e ha raccontato che il figlio è arrivato in Italia clandestinamente, è andato a Tunisi in aereo, lì è stato 3 giorni e poi si è trasferito in Libia per cercare lavoro. Si è fermato per una quindicina di giorni, poi è partito con un barcone ed è arrivato il 16 di febbraio. È un bravo ragazzo, state commettendo un grave errore, non ha fatto nulla. È una delle opinioni, riportata dall'agenzia ANSA, di una vicina di casa di Abdelmajid Touil, arrestato su mandato della procura di Tunisi. Nei giorni dell'attentato era qui, ha raccontato la donna all'agenzia ANSA, davanti al portone della palazzina, al civico 14 di via Pitagora a Gaggiano. La madre ha fatto tanti sacrifici per lui, sta cercando lavoro. Si terrà domani la prima udienza per Abdelmajid Touil per quanto riguarda l'estradizione davanti ai giudici della quinta sezione penale della Corte d'Appello di Milano. L'udienza sarà il primo passaggio del procedimento e in quella data verrà effettuata l'identificazione della persona per cui la Tunisia ha chiesto l'estradizione. In quell'udienza verrà anche chiesto al marocchino se intende dare il consenso alla sua consegna alle autorità tunisine. Se ci sarà l'opposizione, come è prevedibile, il marocchino, difeso dal legale Silvia Fiorentini, vedrà il procedimento poi aggiornato ad altra data per la discussione nel merito sul mandato di cattura e sulla richiesta di estradizione. Dopodiché i giudici dovranno decidere se dare l'ok alla consegna del giovane alla Tunisia oppure no. La Procura di Milano sta intanto facendo accertamenti sul ruolo avuto nell'attentato al Museo del Bardo da Abdelmajid Touil. Che da quel che si è appreso, scrive l'agenzia ANSA, tali accertamenti si sono resi necessari anche alla luce di alcune dichiarazioni rese ai mezzi di comunicazione dai familiari e dai vicini di casa di Touil, i quali hanno affermato che il 22enne, da quando lo scorso 17 febbraio è arrivato in Italia su un barcone, non avrebbe mai più lasciato l'Italia. Inoltre, inquirenti e investigatori esamineranno il contenuto di 2 pen drive e del cellulare sequestrati ieri a Touil assieme a un paio di schede SIM. Sono emersi intanto alcuni particolari dell'arresto del marocchino. Verso mezzogiorno è stato fermato per strada per un controllo dagli agenti della polizia locale di Gaggiano, i vigili, i quali, una volta accertato che si trattava della persona sospettata e segnalata dall'intelligence tunisina, l'hanno messo a disposizione della Digos e del ROS dei carabinieri che l'hanno arrestato. Dopodiché è stato sottoposto alle procedure di identificazione. Il mandato di cattura internazionale tunisino è arrivato intorno alle ore 23. Signora, ha 20 secondi per me? Ma veramente il caffè... Se le dicessi che con Unisalute può disporre subito delle migliori strutture sanitarie in Italia? Subito? E che sono? Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute, è del gruppo Unipol. Ah, vedi, quando c'è Unisalute c'è tutto. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa... 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth... 16.900 euro. I sensori di parcheggio? 16.900 euro. Allora, io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it.
Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Che classe? Grazie, così mi imbarazza. No, intendevo la classe energetica. Ah, più. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Puoi risparmiare fino al 25% sui tuoi consumi di energia rispetto a un climatizzatore di classe A. E in più, fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo all'agenzia ANSA, ma poi mettiamo insieme anche le altre notizie di oggi dai vari quotidiani. Scrive ancora l'agenzia ANSA che gli inquirenti milanesi, la procura, non sanno allo Stato quale ruolo avrebbe avuto il marocchino Abdelmajid Touil. E invece, come vedremo, i servizi segreti, e quindi bene o male gli inquirenti, già lo sapevano. Altro che se lo sapevano. In ogni caso, gli inquirenti milanesi, scrive l'ANSA, non sanno che ruolo avrebbe avuto l'arrestato e dalle carte a disposizione non è chiaro se gli venga contestato di essere stato uno degli esecutori della strage o di avere fornito un supporto e di quale tipo e da dove, se magari anche dall'Italia. Per questo stanno effettuando approfondimenti e accertamenti in contatto con la Procura di Roma, perché a Roma è aperto un fascicolo di indagine sulla strage avvenuta in Tunisia, dove furono uccisi anche 4 italiani. Gli accertamenti della Procura di Milano saranno poi trasmessi a Roma. Da quel che risulta però, scrive l'agenzia ANSA, al momento mancano alle autorità inquirenti alcuni particolari. Non è stato messo a disposizione alcun elemento dalle autorità tunisine sul ruolo che avrebbe avuto il marocchino nell'attentato e l'arresto è stato effettuato perché pendeva un mandato di cattura internazionale. In ipotesi è possibile anche che l'uomo sia arrivato in Italia a febbraio dopo aver rinunciato a partecipare alla strage che in un primo momento aveva pianificato con altri, che naturalmente comunque lo configurerebbe come un tizio certamente non esattamente simile a quello che la vicina di casa ha descritto nella descrizione che abbiamo dato prima e che riporta l'agenzia ANSA. In ogni caso tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Approfondimenti potrebbero essere chiesti anche dalla Corte d'Appello di Milano, competente per l'estradizione. I giudici hanno la facoltà di chiedere integrazioni di atti alle autorità tunisine, ma anche gli esiti dei primi accertamenti alla Procura. Secondo i familiari del marocchino ritenuto coinvolto nell'attentato a Tunisi, il giovane sarebbe sempre rimasto in Italia, dove peraltro avrebbe condotto una vita alla luce del sole, per quanto da espulso. E questa è un'altra tipicità italiana, andando perfino a scuola a imparare l'italiano. Lo sostiene la madre Fatima, che ha mostrato alcuni documenti che riguardano il 22enne figlio. Innanzitutto un decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera, di espulsione, del questore di Agrigento, a carico di tale Abdelmajid Touil, un sedicente, datato 17 febbraio 2015. Sulle prime era stato riferito di un'intimazione a lasciare il paese, ma il documento che la madre dell'arrestato ha mostrato obbligherebbe a un respingimento coatto alla frontiera, indicando perfino la porta, quella di Roma Fiumicino. Gli accertamenti per stabilire i movimenti del tizio sono ancora in corso, quindi questo qui avrebbe avuto una intimazione a lasciare il paese con l'indicazione della porta d'uscita, Roma Fiumicino. Nessuno ha eseguito il provvedimento e il tizio era tranquillamente qua. Comunque, a prescindere dal suo coinvolgimento nella strage del Bardo a Tunisi, al momento, conclude l'agenzia ANSA, non è chiaro se il giovane marocchino giunto a Porto Empedocle col famoso barcone di migranti sia stato effettivamente espulso, se non lo sia stato mai nonostante l'ordinanza o se, come spesso accade, difficoltà procedurali varie possano aver fatto tramutare l'ordinanza di espulsione in una intimazione entro 7 giorni a lasciare spontaneamente lui, di sua spontanea volontà, l'Italia, cioè in poche parole. Difficoltà procedurali, scrive l'ANSA, cioè l'incapacità di portare a termine il procedimento di espulsione da parte delle autorità italiane. Spesso dicono infatti gli agenti dell'immigrazione l'indisponibilità di un volo o le difficoltà opposte dal governo del paese straniero che deve ricevere il migrante accompagnato alla frontiera, specie se sedicente, quindi senza nazionalità accertata, possono far tramutare il provvedimento di espulsione in intimazione a lasciare il territorio nazionale. Naturalmente l'intimato a lasciare il territorio nazionale italiano non lo lascia
e di questi soggetti poi quasi sempre si perdono le tracce, che non sembrerebbe però essere nemmeno il caso di questo soggetto specifico, perché questo aveva familiari con permessi di soggiorno in una ben precisa via di Gaggiano, via Pitagora 14, e lo sapevano, ergo, diciamo, è una vicenda parecchio strana questa qui, perché se uno viene intimato di andare via e non se ne va a rifugiarsi e si iscrive a scuola, va a rifugiarsi dalla famiglia con permesso di soggiorno, i suoi familiari, quindi si sa dove sono, e va a iscriversi a scuola di italiano. C'è parecchia roba che non quadra. Vediamo cosa ci racconta però Marco Menduni sul secolo XIX di stamani. Ci racconta una cosa interessante Menduni, cioè che la notte stessa dell'attentato al Museo del Bardo a Tunisi, il 18 marzo, i contatti tra gli 007 italiani e quelli tunisini sono stati immediati, anzi quasi secondo una corsia preferenziale, perché i rapporti tra i due servizi di intelligence da sempre sono ottimi e perché da una parte e dall'altra c'è stato subito il sospetto, dopo la strage a Tunisi, che qualcosa potesse collegare la strage all'Italia. Una minaccia, ma anche l'ipotesi di una fuga dei terroristi del Museo del Bardo verso l'Italia. In questo scenario, il nome di Abdelmajid Touhi è stato tra i primi segnalati dai tunisini, i quali evidentemente hanno preso un abbaglio, punto di domanda. I tunisini hanno segnalato agli intelligence italiana il nome di questa persona fermata ieri tra i primi soggetti segnalati dai tunisini come possibile organizzatore, se non autore materiale del massacro. Gli 007 si sono scambiati i numeri di cellulare, contatti sul web, tabulati delle telefonate effettuate prima del blitz. Attenzione, avvertono da Tunisi, qualcuno tra gli attentatori potrebbe arrivare da voi, e uno dei primi nomi è quello della persona fermata ieri. Non sarebbe peraltro una novità. Hamdi Adus Issak, etiope inglese, fu arrestato a Roma nell'abitazione di un parente dopo il fallito attentato alla metropolitana di Londra del 21 luglio 2005. Abdelmajid era già conosciuto dagli italiani, non era esattamente dunque come la dice il ministro Alfano e come l'ha detta alla Camera. Era già stato segnalato nell'Interland di Milano nelle settimane precedenti alla strage di Tunisi. Non era la prima volta, già nel 2012, stiamo parlando di 3 anni fa, era riuscito ad arrivare in Italia e già nel 2012 era stato espulso. Insomma, è un soggetto di cui si sa tutto, scrive Menduni. Si sa in quali ambienti si muove, si sa che è stato dai suoi familiari, e quando il suo nome è tornato in circolazione tra quelli dei possibili sospetti dell'attentato di Tunisi, gli informatori dell'intelligence sono andati a colpo sicuro, forti delle segnalazioni raccolte durante le sue precedenti permanenze in Italia. È stato possibile, dicono ora gli 007, identificarlo e far scattare la trappola che ha portato al suo arresto. Una trappola dunque, non un controllo casuale o qualcosa del genere, una vera e propria trappola. Si sapeva benissimo chi era, questo è il punto sottolineato da Marco Menduni nel suo articolo, sulla base delle fonti di intelligence, cioè delle fonti dei servizi segreti. Non ha reagito bene l'intelligence italiana alle accuse che le piovono addosso di non aver saputo impedire che un sospetto terrorista potesse muoversi con notevole libertà attraverso l'Italia senza essere fermato. Abdelmajid era già stato individuato nell'Interland di Milano, ma prima del massacro a Tunisi la sua presenza in Italia non era stata reputata un pericolo per la sicurezza. L'identikit dell'uomo è piuttosto quello di un disperato giunto su un barcone, che poi, dopo un primo tentativo di fuga da Reggio Calabria, subito fallito, viene riacciuffato e individuato. Le sue impronte digitali erano già negli archivi della questura. Lui ignora il decreto di espulsione in linea con il provvedimento di 3 anni prima, perché era già stato espulso nel 2012. Un provvedimento a piede libero per lui, ed è diventato naturalmente questo provvedimento carta straccia. In pullman e in treno il marocchino arriva nel milanese tra il 22 e il 23 di febbraio. Frequenta altri 2 magrebini. C'è il sospetto che stia cercando di organizzare comunque,
a prescindere dall'attentato a Tunisi, una cellula di propaganda jihadista. Nei primi giorni di aprile però se ne perdono le tracce. Impossibile del resto seguire passo passo chiunque arrivi in Italia. In effetti impossibile evidentemente fare l'apposta uno per uno. Se tu apri e fai arrivare un sacco di gente, come fai a seguirli uno per uno poi? Un cono d'ombra però nasconde gli spostamenti di questo soggetto. Non è una prova, scrive il secolo XIX, ma autorizza più di un sospetto sulle azioni di quest'uomo, considerata anche la sua capacità di entrare e di uscire dall'Italia. L'intelligence italiana si trova a rivendicare la propria efficienza nel pieno della crisi immigrazione. Un esempio: nel progetto di contrasto al racket degli scafisti, la copertura che dovrebbe arrivare dall'ONU è prevista con una fase 1, quella dell'operazione di intelligence. Quel che il governo non rivela è che questo lavoro preliminare in realtà è già stato fatto e tutte le relazioni già consegnate al governo. Quella del governo è una mossa tattica per tentare di giocare questi risultati nello scacchiere della crisi libica. In realtà, dice una fonte accreditata dei servizi, noi abbiamo i satelliti, siamo già in grado di individuare dove sono i barconi, monitoriamo in tempo reale dove ci sono aggregazioni di persone sulle coste e quando gli scafisti accendono i cellulari captiamo immediatamente le loro conversazioni. Tutte informazioni che evidentemente da sole non permettono di risolvere la situazione, ma il quadro completo di quel che avviene nel Mediterraneo è già perfettamente delineato e che naturalmente uno dice, vabbè, a maggior ragione allora che stai a fare? Stai a guardare? Sulla questione, uno dei quotidiani oggi più netti è Il Tempo, il quotidiano romano. L'ISIS è pregata di presentarsi all'imbarco, è il titolo di prima pagina del quotidiano diretto da Gianmarco Chiocci, il direttore che è autore anche del commento in prima pagina. Nonostante le inchieste del Tempo, del quotidiano, e le smentite del Ministero dell'Interno, adesso è ufficiale, i terroristi arrivano via mare come il killer della strage di Tunisi, preso a Milano. È arrivato in Italia il 17 febbraio su un barcone, viveva vicino a Milano, è il presunto responsabile dell'attacco terroristico al Museo del Bardo, costato la vita anche a 4 italiani tra le 24 vittime. Alfano da noi, Francesca a voi, è il titolo dell'editoriale del direttore. Francesca è la giornalista del quotidiano diretto da Gianmarco Chiocci, Il Tempo. Negare l'evidenza sempre, ovunque e comunque. Nemmeno nella Corleone dei bei tempi andati l'omertà e la fantasia superavano la realtà sanguinolenta che era sotto gli occhi di tutti. Così oggi. I servizi segreti di mezzo mondo, ministri e politici nordafricani, l'ultimo giorni fa il governo di Tobruk in Libia, inchieste giornalistiche concordano sulla presenza dei terroristi islamici nei barconi diretti in Italia e Alfano e Renzi cosa fanno? Non solo negano l'evidenza, ma la stravolgono pure, indignandosi con gli sciacalli alla Salvini, che finiscono dai carabinieri per denunciare la faciloneria e il pressappochismo su temi così delicati. L'insistenza con la quale il Premier, il Ministro dell'Interno e tutto il cucuzzaro di Palazzo Chigi, scrive Chiocci, hanno confutato in questi mesi, anche solo in astratto, l'ipotesi di un transito marino delle truppe cammellate del califfato, ci aveva fatto sperare che custodissero rassicuranti informazioni al riguardo. E invece oggi ci siamo svegliati scoprendo l'acqua calda, che per noi, Il Tempo, è piuttosto bollente. L'arresto a Milano di un marocchino di casa in Italia coinvolto nella strage del Museo di Tunisi, arrivato nel nostro paese a bordo di un barcone. Informazioni già riferite nel dettaglio tempo fa dalla nostra bravissima cronista Francesca Musacchio, che all'indomani degli articoli venne avvicinata da stralunati uomini dello Stato per saperne di più su quanto aveva scritto. Ecco perché, conclude Gianmarco Chiocci in questo suo commento di prima pagina oggi su Il Tempo, ecco perché alla luce della figuraccia mondiale fatta oggi proponiamo uno scambio alla pari. Alfano lo prendiamo come collaboratore qui al quotidiano Il Tempo. La nostra Francesca Musacchio la assumete al Sismi, ai servizi segreti. Per un po' di sicurezza in più siamo disposti a tutto, scrive il direttore del Tempo,
Gianmarco Chiocci. Il Tempo dedica naturalmente 2 pagine a questa questione, le prime 2. Non ci sono mezzi termini. Il ministro dell'Interno Alfano esce bocciato dalla giornata di ieri. A determinarlo non è tanto l'arresto in Italia di un giovane marocchino coinvolto nell'orribile attentato al Museo del Bardo a Tunisi lo scorso 18 marzo, ma il comprovato arrivo del soggetto in Italia in uno di quei barconi della disperazione che hanno attraversato il Mediterraneo. Una circostanza questa che inchioda la linea fin qui tenuta dal ministro dell'Interno sui rischi dell'esodo migratorio, anzi sul rischio per eccellenza, l'infiltrazione terroristica. Soltanto il 17 maggio, in riferimento alle affermazioni di un consigliere del governo libico di Tobruk che metteva in guardia su questo punto, cioè sul fatto che arrivino coi barconi i terroristi, Alfano aveva detto testualmente: fin qui non abbiamo traccia di presenze di terroristi sui barconi. Questo non significa che abbiamo abbassato la tensione e l'attenzione, che rimangono altissime. Un ritornello, quello di Alfano, più volte sentito nelle settimane e nei mesi scorsi. Il 13 maggio Alfano aveva dichiarato: abbiamo fatto degli screening e non abbiamo traccia di terroristi tra gli immigrati. Lo stesso hanno rilevato i magistrati. Non possiamo escludere radicalmente che questo possa accadere. E l'11 maggio, ha detto Alfano, per quanto riguarda i migranti non abbiamo ancora un rilievo, non c'è una prova che ci siano terroristi infiltrati. Al tempo stesso nessuno può escluderlo. Navigando ancora a ritroso, andiamo a un'intervista al Quotidiano Nazionale del 26 marzo. Al momento, aveva detto Alfano, non abbiamo evidenza che ci siano terroristi o aspiranti terroristi sui barconi. Nessuno può escluderlo, ma operiamo un severo controllo che si traduce nell'identificazione. Concetto analogo espresso in un altro colloquio su Repubblica il 16 febbraio. La nuova ondata di barconi in arrivo, non vi fa temere che fra gli immigrati si possano nascondere terroristi? Nessuno può escluderlo, ma non si può creare un nesso, risponde Alfano. Ironia del destino, il giovane Tuil sarebbe approdato a Porto Empedocle proprio il giorno successivo all'intervista, il 17 febbraio. Un mese prima, il 18 gennaio, stessa solfa. Insomma, Alfano continuava a ripetere: non abbiamo prove, non c'è nessuna certezza, non c'è nessuna possibilità di avere la certezza che ci siano terroristi fra i migranti. Ieri invece abbiamo saputo che non è così. Ma quel che risalta nella antologia delle frasi di Alfano sull'immigrazione è l'eccessivo euroentusiasmo. A sentire il ministro Alfano pare che l'Europa sia sempre sul punto di prendere in mano la situazione e arrivare alla svolta. La fiducia è sempre un bel sentimento, scrive Il Tempo, solo che quando passano i mesi la fiducia diventa un problema. Il 3 gennaio di quest'anno, a qualche giorno dalla chiusura del semestre in cui l'Italia ha presieduto il Consiglio dell'Unione Europea, Alfano diceva che la presidenza italiana ha fatto in modo che l'Europa si prenda le proprie responsabilità sull'immigrazione nel Mediterraneo e tutto il resto. Insomma, sparare su Alfano da parte del Tempo è molto facile. I proiettili li fornisce lo stesso ministro dell'Interno e le sue affermazioni. Mentre sulla questione c'è anche un articolo della già citata Francesca Musacchio, la cronista di cui il direttore del Tempo, Gianmarco Chiocci, vuol proporre il passaggio al Sismi. Dateci Alfano, noi vi diamo la nostra cronista, così pigliate qualche pesce in più, perché aveva già raccontato tutto la cronista mesi fa. Sulla guerra in Libia e sullo Stato islamico che ha il controllo dei migranti, le prove le hanno già fornite i servizi segreti stranieri, scrive ancora oggi Il Tempo a pagina 3, sempre con Francesca Musacchio. I servizi segreti di mezzo mondo lo stanno ripetendo da mesi, così come molti esponenti di governi europei e non solo europei. Perfino lo Stato islamico stesso, in un rapporto pubblicato in rete su internet lo scorso gennaio, ha reso noto che i piani d'attacco all'Europa passano anche attraverso lo sbarco sulle coste italiane di miliziani che utilizzano le rotte dei migranti. E come spesso accade, quando le affermazioni le fanno i terroristi, non ci si crede, no? Si dice, ma no, sono cose così, la buttano là. E invece è stato lo Stato islamico, in un rapporto pubblicato in rete, a rendere noto che i piani dello Stato islamico di attacco all'Italia e all'Europa passano anche attraverso lo sbarco sulle coste italiane di miliziani attraverso le rotte dei migranti.
Il rischio di infiltrazioni terroristiche sui barconi che arrivano sulle coste italiane, dopo l'arresto a Milano del marocchino accusato di aver partecipato alla strage di Tunisi, sembra più che un'ipotesi remota. E l'ultimo allarme è arrivato da Abdul Basit Harun, consigliere del governo libico, intervistato dalla britannica BBC. Harun ha citato come fonte delle sue informazioni proprio i trafficanti che operano nelle zone del Nord Africa controllate dai militanti, ai quali lo Stato islamico consentirebbe di continuare a svolgere indisturbati il loro lavoro in cambio di metà dei loro guadagni. L'aspetto più inquietante denunciato dal consigliere libico, però, è quello secondo il quale sui barconi dei disperati in fuga dalle guerre lo Stato islamico carica i suoi uomini per inviarli in Europa, perché la polizia europea non sa chi appartiene all'ISIS, ovviamente, e chi è invece un rifugiato, ha detto il consigliere del governo libico di Tobruk nell'intervista alla BBC. Sul caos nelle identificazioni al momento dell'arrivo degli aspiranti profughi nei porti del sud Italia è intervenuto ieri il procuratore aggiunto di Agrigento, Roberto Di Natale, che ha spiegato come si procede. Si cercano innanzitutto gli scafisti, ha detto il procuratore. I migranti o fuggono o vengono sparpagliati. E poi comunque fuggono. Direi che è un gran caos, ha detto il procuratore aggiunto di Agrigento, Roberto Di Natale. Se lo dice lui. E ancora, secondo il magistrato, l'introduzione di un diritto d'asilo europeo aumenterebbe anche i controlli e la sicurezza, perché questa verrebbe garantita anche con l'aiuto degli altri paesi europei. In questo momento l'Italia, ha detto ancora il procuratore di Agrigento, anche come attività di polizia giudiziaria, ne ha fin sopra i capelli e ritengo che sia estremamente difficile fare controlli seri su tutti. Cioè il procuratore di Agrigento sta dicendo in sostanza: chi arriva non riusciamo a controllarlo, punto e basta. Si potrebbe aumentare la sicurezza dell'intera Europa, ha concluso il procuratore agrigentino, aiutando l'Italia, perché anche altri paesi possono essere esposti ai rischi provenienti da persone sbarcate da noi. Sull'impossibilità di controllare tutte le persone che arrivano con le imbarcazioni dei trafficanti, i terroristi dello Stato islamico fanno la loro fortuna. Il 25 gennaio scorso, sempre il quotidiano romano, Il Tempo, ha dato notizia dell'ingresso ufficiale dello Stato islamico nel business del traffico di immigrati che partono dalla Libia. Nei mesi scorsi l'avanzata delle milizie del califfo al-Baghdadi è arrivata fino ai porti della Libia, da dove al momento parte il maggior numero di barconi con i profughi. La necessità di sopperire alla perdita economica dovuta al calo del petrolio, inoltre, a inizio anno ha costretto il califfato ad attuare anche nuove strategie di finanziamento. La gestione dell'immigrazione clandestina, oltre alla possibilità di spostare gli jihadisti in Occidente, rende anche molti soldi. E così il califfo del terrore è entrato in affari con gli scafisti che dividono i proventi con lo Stato islamico e pagano tangenti anche a esponenti corrotti del governo libico. In breve tempo lo Stato islamico ha preso possesso di 2 grandi campi dove stipare i migranti in attesa della partenza. I campi si trovano al confine ovest della regione del Fezzan in Libia. Il secondo passaggio è stato quello di controllare i porti di partenza, facendo accordi con coloro che da sempre hanno gestito il flusso migratorio verso le coste italiane. Così è iniziato il traffico di profughi e presunti profughi, uomini e donne legati agli jihadisti che una volta arrivati in Italia, ovviamente senza documenti, riescono a dileguarsi. Molti scelgono di andare in altri paesi europei, altri vivono da clandestini in Italia. Di tutti però non si conosce nulla, se non il luogo di partenza. Dall'inizio dell'anno il problema del flusso migratorio costante verso l'Italia e il conseguente rischio di infiltrazioni jihadiste è stato al centro di numerosi alert, di numerosi allarmi, almeno uno al mese, provenienti da fonti diverse. Oltre alla minaccia lanciata direttamente dal califfato, a febbraio i servizi segreti della Gran Bretagna, attraverso documenti pubblicati dal Daily Telegraph, hanno rivelato l'intenzione dello Stato islamico di infiltrarsi sui barconi dei migranti per attaccare le navi dei crociati. Pochi mesi dopo, ad aprile,
Mustafa Rughibani, ambasciatore libico presso la Santa Sede, ha avvertito di un rischio molto alto che lo Stato islamico usi i barconi dei migranti per infiltrare terroristi in Italia e in Europa. Una volta arrivati non sarà difficile per loro trovare armi al mercato nero, ha detto l'ambasciatore libico presso il Vaticano. A marzo anche la direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato l'ipotesi che dietro gli sbarchi ci siano gruppi armati libici, in alcuni casi legati allo Stato islamico. Così Francesca Musacchio sul quotidiano Il Tempo. Non è mica tanto sballata l'idea di prestare la Musacchio ai servizi segreti e al Ministero dell'Interno e di assumere in cambio come collaboratore al quotidiano romano il ministro dell'Interno Alfano, che abbiamo sentito parlare prima. Ma le cose stanno un pochino diversamente. Intanto a Roma scende in piazza un gruppo di 71 comitati di quartiere che protestano contro l'arrivo di questi rifugiati, presunti profughi, presunti rifugiati. Nella capitale sono 5.421, ma soltanto 191 di costoro hanno chiesto l'asilo politico e la spesa per la permanenza è di 35 euro al giorno a persona, scrive ancora il quotidiano romano, che lasciamo per andare adesso al Sole 24 Ore. Anche il quotidiano di Confindustria ha parecchi dubbi che riletti adesso dopo l'intervento del ministro Alfano alla Camera si rafforzano. Sono tanti i buchi neri nella vita di questo Abdelmajid Touil, 22 anni, origini marocchine, e questi buchi neri sono il rebus più complicato che gli investigatori italiani stanno cercando di risolvere in queste ore, scrive il Sole 24 Ore con Angelo Mincuzzi, dedicandosi all'arresto di questo 22enne che per i tunisini, per le autorità tunisine, è coinvolto nella strage di Tunisi, Museo del Bardo, 18 marzo scorso. Il blitz che ha portato alla cattura del soggetto è scattato martedì sera su una strada provinciale di Gaggiano. Touil tornava a casa, o meglio, nella casa della madre e dei due fratelli, nella quale viveva pur essendo stato espulso, ma era già stato espulso 3 anni fa. In quella casa però non c'è arrivato. Il marocchino era nella lista di presunti terroristi che il 18 marzo a Tunisi hanno organizzato l'attacco al Museo del Bardo, uccidendo turisti e un agente tunisino. Una strage a colpi di Kalashnikov e bombe a mano. Perciò Digos e Carabinieri lo hanno bloccato appena l'hanno individuato, ma come ci racconta Menduni avevano già ampie notizie del soggetto in questione. I magistrati lo hanno iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di terrorismo internazionale, così da poter perquisire la casa di Gaggiano, sequestrate a quanto pare 2 pendrive, un telefono cellulare e 2 schede SIM. La figura di Abdelmajid, noto anche con il nome falso di Abdallah, servo di Allah, è ancora circondata da una nebbia che gli inquirenti dovranno diradare al più presto. Secondo il portavoce del Ministero dell'Interno tunisino, Mohamed Ali Laroui, il coinvolgimento del giovane nella strage è stato indiretto. Avrebbe cioè prestato sostegno al gruppo terroristico che ha condotto l'attacco, ma sarebbe stato presente a Tunisi il giorno dell'attentato. Insomma, il marocchino potrebbe aver aiutato il gruppo terroristico senza partecipare direttamente all'operazione nel museo, oppure, ed è da appurare, potrebbe essersi pentito prima dell'attentato ed essere fuggito in Italia. La situazione potrebbe chiarirsi quando dalla Tunisia i magistrati di Milano riceveranno le carte della richiesta di estradizione. Le autorità tunisine, racconta ancora il Sole 24 Ore, accusano Touil di una lunga serie di reati: omicidio volontario con premeditazione, cospirazione, sequestro di persona a mano armata, e questa è un'imputazione che fa presumere che le autorità tunisine sappiano naturalmente parecchie cose, più di quelle che ci raccontano oggi in Italia e che ci ha raccontato il ministro Alfano, perché, ripeto le accuse, poi andiamo in pubblicità. Secondo le autorità tunisine, il tizio che è stato fermato a Gaggiano è accusato di omicidio volontario con premeditazione, e figli ci siamo, la strage, cospirazione, e ci siamo, sequestro di persona a mano armata, partecipazione ad addestramento militare, utilizzo del territorio della Repubblica per reclutare e addestrare persone per commettere atti terroristici.
Bertolli presenta Le gemelle Bertolli. Sofia è un tipo esplosivo, anche in cucina. Il mio Bertolli, sempre solo robusto. 3 gemelle, 3 sapori, un grande olio. Extravergine Bertolli, unico come i tuoi gusti. Bellissima! Sei la festeggiata? Sono 20 anni, dai. Come Unisalute. Chi? Non li conosci? Da 20 anni proteggono la salute di milioni di lavoratori. Lo saprebbe mio padre. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute. È del gruppo Unipol. Noi, quando c'è Unisalute, c'è tutto. Oh! Ci sono tanti O, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo O da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations. Oggi è anche GPL Tech. Un pieno con soli €19. Gamma nuova corsa da €9.550. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Oh! Leggi qui? Golf con Tech Sound Pack da €16.900. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa... €16.900. E se vuoi anche il Bluetooth... €16.900. I sensori di parcheggio? €16.900. Allora, io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech Sound Pack da €16.900. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Sei una casalinga e hai bisogno di guadagnare con un lavoro semplice e senza investimento? Hai bisogno di un'ulteriore entrata? Azienda italiana giovane in forte espansione ricerca collaboratori su tutto il territorio nazionale. Non si richiede esperienza né investimento. Hai 2 ore al giorno per incrementare le tue entrate? Vuoi far parte di un team giovane e dinamico? Telefona al numero 800 84 2322. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, l'udienza di estradizione di Abdelmajid Touil si tiene domani. L'esistenza della pena di morte in Tunisia potrebbe pesare sulla decisione dei giudici e spingerli a non estradarlo. Nel frattempo, scrive ancora il Sole 24 Ore, si cerca di sgombrare le nubi sugli spostamenti di questo Touil. L'unico punto fermo è la data del 17 febbraio scorso, quando sbarca a Porto Empedocle, in Sicilia, da un'imbarcazione con altri migranti. Qui viene identificato con 97 altre persone e riceve un provvedimento di espulsione dal questore di Agrigento. Il foglio di via alla data del 17 febbraio stesso, il giorno medesimo. Secondo gli 007 italiani, il ragazzo riemerge a Tunisi il giorno della strage. Però fermiamoci un attimo. Il provvedimento di espulsione è dello stesso giorno dello sbarco. Questo fa presumere che almeno questo qui sia stato identificato, perché altrimenti sarebbe rientrato nella vasta categoria degli aspiranti profughi che stazionano per X giorni, a volte scompaiono, il più delle volte se ne vanno dove gli pare, comunque sarebbe rientrato in un trattamento diverso a lume di naso. Perché lo stesso giorno in cui sbarca gli viene dato il foglio di via? Perché evidentemente è stato identificato, in qualche modo, no? O no? O se non è così, ce lo chiarisca il ministro Alfano, perché tante belle chiacchiere in aula alla Camera, però sulla sostanza dei fatti, come al solito delle cose, la chiarezza non c'è. Da allora di questo soggetto si perdono le tracce e non è ancora chiaro come sia rientrato in Italia, se è vero quello che dicono le autorità tunisine, cioè che il soggetto il giorno della strage era a Tunisi, perché le autorità tunisine, non conosciamo ancora tutto quello che le autorità tunisine sanno e hanno trasmesso alle autorità italiane. Tuttavia, la certezza delle autorità tunisine è che questo soggetto qui
era là il giorno della strage a Tunisi. Magari ha partecipato direttamente, magari ha fornito un sostegno diverso, però era a Tunisi il giorno della strage al Museo del Bardo. Questo sostengono le autorità tunisine. Questa ricostruzione viene smentita dai familiari, dai vicini di casa, alcuni, non tutti, quelli intervistati dal Giorno dicono delle cose come abbiamo letto stamani, altri dall'ANSA altre, ma non è questo che importa. I familiari comunque smentiscono e raccontano un'altra storia. Il ragazzo non si sarebbe mai mosso dall'Italia, anche se privo del regolare permesso di soggiorno. Sarebbe rimasto a Gaggiano per frequentare un corso di italiano per stranieri, cioè uno che 2 volte è stato espulso già nel 2012 ed è passato in cavalleria. Adesso di fresco, perché è arrivato da poco, con un foglio di via di espulsione, datogli il giorno stesso dello sbarco, perché questo racconta il 24, anzi racconta la questura di Agrigento. Viene identificato insieme ad altre 97 persone e riceve un provvedimento di espulsione il 17 febbraio scorso, il giorno dell'arrivo a Porto Empedocle col barcone. Viene dato il foglio di via e rimane dove? Nel posto dove è più facile trovarlo, cioè a casa dei suoi, della mamma e dei fratelli che si dice hanno il regolare permesso di soggiorno. È razionale tutto questo, diciamo? Boh. Questa ricostruzione dunque viene smentita dai familiari, quella delle autorità tunisine. Secondo la madre, Touil sarebbe stato con lei il giorno dell'attentato a Tunisi. Saranno i magistrati italiani a sto punto a chiarire forse come sono andate le cose. Quel che è certo è che i servizi segreti tunisini hanno segnalato il nome di Abdelmajid Touil subito dopo la strage. Viene individuato dagli 007 italiani, viene seguito. Lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence italiani e tunisini è continuo e sinergico e martedì viene fermato per strada per un controllo dagli agenti della polizia locale di Gaggiano, i quali, una volta accertato che si trattava di persona segnalata, avvertono Digo Serros che in serata lo arrestano. Il mandato di cattura internazionale tunisino arriva a Milano poco prima di mezzanotte. Questi i fatti, perlomeno raccontati dal 24 Ore, che ospita anche un commento di Alberto Negri sulla vicenda. Cosa ci insegna questa vicenda del marocchino fermato per la strage di Tunisi? Ricercato dalle autorità tunisine per la strage al Museo del Bardo e sbarcato un mese prima a Porto Empedocle. La vicenda è confusa, scrive Alberto Negri. La magistratura e le forze dell'ordine forse la chiariranno, ma alcune reazioni sono sconcertanti. C'è chi chiede la chiusura delle frontiere, chi la sospensione degli accordi di Schengen. C'è chi si meraviglia che esponenti del radicalismo islamico possano arrivare in Italia anche sui barconi, ipotesi a volte smentita, altre volte sostenuta dalle nostre stesse autorità. Ma dove pensiamo di vivere qui in Italia, scrive Negri? Siamo un paese di frontiera, in un continente, l'Europa, che non è sigillato al mondo. Ma ci siamo già dimenticati degli attentati di Parigi a Charlie Hebdo, di quelli negli anni passati di Londra e Madrid? Sotto le nostre coste sono in corso conflitti devastanti da anni. Quello in Libia è il più vicino, poi ci sono la Siria, l'Iraq, le guerre africane, del Mali, del Burundi, l'instabilità cronica di Somalia, Eritrea e Sudan. L'elenco è lungo e noi europei non siamo estranei a quasi nessuna di queste vicende. Quando nel 2011 francesi e britannici decisero di bombardare la Libia di Gheddafi, l'Italia si è forse opposta? Per motivi di opportunità politica, per difendere i nostri interessi economici ed energetici, abbiamo partecipato alla missione con centinaia di raid aerei contro un paese con cui avevamo firmato un trattato di amicizia e ospitato il suo leader Gheddafi a Roma pochi mesi prima. Era il 31 agosto 2010. A omaggiare Gheddafi in visita c'erano politici, uomini d'affari e una pletora di questuanti. La destabilizzazione della Libia, del Maghreb, del mondo arabo, ha visto il nostro convinto contributo per non restare fuori dalle spericolate iniziative francesi, americane, britanniche. In Libia siamo entrati in guerra, naturalmente senza dichiararlo, scrive ancora Alberto Negri sul Sole 24 Ore, come accadde in Kosovo e poi Iraq, dove dopo l'invasione americana del 2003
Abbiamo partecipato alla missione con un contingente militare che fu vittima dell'attentato di Nassiriya. Ma ci piace pensare ogni volta che stiamo soltanto conducendo, come in Afghanistan, operazioni umanitarie. Facciamo anche quello, ma col colpo in canna. E veniamo alla Tunisia, conclude Negri, che lotta dal 2011 contro l'islamismo radicale per non sprofondare nella disgregazione che sta travolgendo la sponda sud del Mediterraneo. In una recente conversazione confermata dalle autorità di Tunisi, l'ambasciatore Nasser Mestiri esprimeva tutte le sue perplessità su una missione militare sulle coste della Libia per contrastare gli scafisti. Il risultato, diceva, potrebbe essere che negli anni futuri nessun occidentale rimetterà più piede nel paese. Mestiri sottolinea che in Tunisia ci sono oltre 1 milione di libici, un forte potenziale destabilizzante. I nostri vicini di casa sono le sentinelle delle nostre frontiere, ma li ascoltiamo malvolentieri e con troppa sufficienza, scrive Alberto Negri sul 24 Ore. Ma c'è anche un altro articolo, sempre sul 24 Ore, che dà conto di un documento dell'intelligence. È aumentato il pericolo delle infiltrazioni. Si teme l'arrivo di persone incaricate di creare cellule in Europa. Il caso di Abdelmajid Touil, arrestato nel milanese con l'accusa di aver partecipato alla strage del Museo del Bardo, scatena la Lega Nord, scrive oggi il quotidiano di Confindustria, e il resto dell'opposizione contro il ministro dell'Interno Alfano, il quale ha riferito poco fa alla Camera, l'abbiamo sentito. Intanto la Lega ha presentato al Comando Provinciale di Roma dei Carabinieri un esposto contro il governo, ipotizzando i reati di favoreggiamento del terrorismo e dell'immigrazione clandestina. Al di là delle verifiche sul suo ruolo effettivo nella strage, di certo la cattura di Touil è stata un successo dell'intelligence, scrive il 24 Ore. Oltre le polemiche, il punto è uno: se c'è e quanto è alto il rischio di un'infiltrazione jihadista nei flussi di migranti oggi in Italia. Il comandante generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, è stato schietto. Il rischio esiste anche se non ci sono prove, ha detto il comandante della Finanza. Ma è proprio il nostro sistema di intelligence, in un documento molto recente, a tracciare il quadro dettagliato dei fattori di rischio. Una radiografia dove emerge la moltiplicazione delle minacce, il consolidamento delle ipotesi più insidiose, la geografia dei flussi di immigrazione permeati o permeabili dall'ISIS, dallo Stato islamico. C'è poco da girarci intorno, insomma, scrive il quotidiano di Confindustria. L'articolo è di Marco Ludovico, che dice, insomma, la Lega tutti a stigmatizzarla perché ha messo l'accento, ha portato addirittura i carabinieri ha fatto un esposto ai carabinieri sulla questione del jihadismo tramite barconi. Ma c'è poco da girarci intorno. C'è un documento recentissimo dell'intelligence italiana. Oggi i segnali di pianificazione del progetto di infiltrare il terrorismo islamico all'interno dell'esodo di immigrati, i segnali sono tanti, molti più di una volta. Il ministro Alfano ha detto qualcosa a proposito di questa verità scritta dall'intelligence italiana in questo documento recente, citato oggi dal 24 Ore, perché altrimenti uno legge i giornali della mattina, poi ascolta il ministro dell'Interno che dovrebbe saperne molto di più e te ne racconta molto di meno. C'è qualcosa che non quadra, evidentemente. Il ministro dell'Interno ne sa meno di quello che c'è scritto sui giornali di oggi o ne vuole dire meno. Le due ipotesi possono anche essere coincidenti, per la verità, e esistere tutte e due insieme. In ogni caso, secondo quello che hanno già scritto nero su bianco i servizi italiani, i segnali che lo Stato islamico, che il terrorismo islamico abbia intenzione di utilizzare il flusso di immigrati per infiltrare esponenti terroristici in Italia e in Europa, i segnali sono tanti, sono molti più di una volta, scrivono i servizi. L'ipotesi di un arrivo dalle coste libiche o egiziane di soggetti incaricati di creare cellule operative per attacchi in Europa, che pure, ricorda l'intelligence, finora non ha trovato riscontri concreti, questa ipotesi va seriamente considerata. Non è una teoria. Ci sono ormai molti ammonimenti da parte di circuiti internazionali di intelligence in questo senso e sono in corso di verifica.
ci possono essere stati ingressi o forme di alleanza tra estremisti islamici e trafficanti di esseri umani, perché questo è un percorso osservato da molti altri apparati di sicurezza. Insomma, ci sta dicendo il documento dell'intelligence italiana, citato dal 24 Ore, che sono tante le fonti di intelligence anche straniere che hanno messo l'accento su questo punto. Attraverso i barconi possono entrare dei terroristi. Lo Stato islamico ha anche questa modalità di azione, utilizza anche questa modalità, non diciamo che utilizza solo questa modalità, ma utilizza anche questa modalità, e i segnali ci sono e sono tanti, vengono dall'intelligence italiana che li condensa in un rapporto, ma vengono anche dai servizi segreti di tanti altri paesi. Ci possono dunque essere già stati ingressi o forme di alleanza tra estremisti islamici e trafficanti di esseri umani, i migranti sui barconi. Il percorso è molto più efficace di un attacco da parte di un lupo solitario già residente in Italia. Questo secondo i servizi. Poi noi possiamo fregarcene, dire che è un'ipotesi peregrina che non sta né in cielo né in terra, o dire che non ci sono segni e che noi abbiamo gli occhi dappertutto, come ha detto il ministro Alfano, e lo speriamo naturalmente, speriamo che sia così. Il principale pericolo resta ancora l'attivazione di mujahideen autoctoni, magari immigrati di seconda generazione. Però lo strumento del far arrivare terroristi islamici tramite i barconi, questo osservano gli apparati di sicurezza, è molto più efficace dell'attacco di un cosiddetto lupo solitario che già da qualche tempo magari sta in Italia. Sugli appelli lanciati dalla propaganda dello Stato islamico via web, continuano a trovarsi segnali di consenso che provengono dai circuiti radicali già presenti qui. C'è un altro fronte però, finora poco esposto alle cronache, con cui stanno facendo i conti la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Il fronte è la minaccia incombente che deriva dal flusso migratorio via terra questa volta attraverso la rotta balcanica, di cui abbiamo parlato ieri. Tutti guardano alla Sicilia, al Mediterraneo, ai flussi dalla Libia. In realtà, sottolinea l'intelligence, è massiccio il movimento dei profughi che si sta dirigendo verso la Turchia. Diventerà un passaggio prioritario delle spinte migratorie asiatiche e medio orientali verso l'Europa attraverso il Mar Nero e i Balcani, la cosiddetta appunto rotta balcanica. Tra l'altro, potendo contare su Bosnia e Kosovo, che sono in pratica due santuari del terrorismo islamico. Per l'Italia saranno approdi nei porti dell'Adriatico o dello Ionio, ma anche passaggio ai confini con il Friuli Venezia Giulia. Già ci sono questi passaggi in effetti, ma sono destinati ad aumentare, prevedono i servizi. I trafficanti turchi si faranno forti della cooperazione di reti iraniane, irachene, siriane. Dai porti dell'Anatolia potrebbero salpare vecchie navi cargo, quasi in disarmo, ma capaci di contenere anche 1 migliaio di clandestini. Questo via mare. E poi c'è la rotta via terra, sempre balcanica. Il quadro in atto dell'immigrazione sopraggiunta in questi mesi mostra parecchie criticità, dicono ancora i servizi segreti in questo documento recentissimo citato dal 24 Ore. Il Dipartimento Libertà Civili del Ministero dell'Interno, guidato dal prefetto Mario Morcone, pianifica risorse e strutture per l'accoglienza. Come abbiamo detto ieri, poi il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo per dare attuazione a 2 direttive per raddoppiare il numero dei posti a disposizione. Il prefetto Morcone, nostro caro amico, e protagonista della sigla di chiusura della trasmissione di Onda Libera, è addetto a tutto questo, è addetto all'accoglienza, fa il metrotel praticamente il prefetto Morcone, è colui che pianifica l'accoglienza. La pubblica sicurezza sta approntando un progetto anche per l'identificazione degli immigrati sbarcati tramite impronte digitali, dati personali, fotosegnaletiche, ma i servizi, l'intelligence, fanno notare che è la stessa composizione dei flussi, caratterizzata ormai in maggioranza da soggetti in fuga da aree di crisi e da conflitti bellici, a moltiplicare i fattori di rischio. Un caso per tutti, quello di una domanda respinta di protezione internazionale, perché il migrante in quel caso potrebbe reagire cercando protezione, sostegno o solidarietà nei circuiti criminali e magari del radicalismo islamico.
Alla luce di tutto questo, quanto interessante è stato l'intervento del ministro Alfano alla Camera dei Deputati. Adesso ci fermiamo qui sostanzialmente, ma vi cito soltanto rapidamente, potremo andare avanti. Anche La Stampa di Torino con Paolo Colonnello esprime qualche dubbio su tutta questa vicenda. Si domanda per esempio oggi a pagina 3, Colonnello, cronista giudiziario, chi è davvero questo 22enne, Touil Abdelmajid, un pericoloso terrorista che ha partecipato alla strage di Tunisi, come sostengono servizi segreti e magistrati tunisini, evidentemente rimbambiti o che per altri motivi, chissà perché poi i tunisini avrebbero avuto motivo di trovare uno qualunque che sta in Italia per coinvolgere l'Italia, per far che? Cioè, per quale motivo? Hanno formulato una serie di accuse come quelle che abbiamo letto prima e che comportano, secondo loro, la presenza di questo soggetto arrestato a Gaggiano, a Tunisi, il giorno della strage. Per quale motivo ipotizzano tutto ciò e scagliano accuse così pesanti contro un individuo che alla fin fine era in Italia? Oppure è una vittima, si domanda La Stampa, di un tragico errore di persona, come sostengono i familiari. Una vicina di casa dice che è un terrorista internazionale che vive a Gaggiano in casa con la madre, i fratelli e il nipotino, che va a scuola e mangia alla Caritas, io non me lo vedo, mi sembra strano, dice la vicina di casa. Tutto il rispetto per la vicina di casa, poi le fonti che abbiamo citato prima sono un pochino diverse e le stesse fonti tunisine, magistrati e servizi segreti tunisini, non credo che abbiano il livello di conoscenza della vicina di casa, con tutto il rispetto. Il dubbio è venuto però anche agli inquirenti di Milano, che dopo aver eseguito l'ordine di cattura su richiesta della magistratura di Tunisi hanno cominciato a svolgere una serie di verifiche per appurare la storia e gli spostamenti di Touil. E ancora vi segnalo, se volete documentarvi appieno per la giornata di oggi su questa vicenda, anche l'articolo del quotidiano nazionale, Il Giorno, che mette in luce i punti di domanda di tutta questa storia e tra l'altro poi sente più in dettaglio la mamma del fermato 22enne marocchino, occhiali scuri, copricapo rosso, fotocopie dei documenti del figlio tra le dita, spalle pigiate contro la cancellata. La signora Fatima fronteggia le telecamere e i microfoni come un toro col matador. Touil non ha le mani sporche di sangue, grida la madre del 22enne arrestato con l'accusa di aver partecipato alla strage del Museo del Bardo a Tunisi. Il mio ragazzo è innocente, è arrivato in Italia a febbraio, a bordo di un barcone e da allora non si è mai mosso da Gaggiano, è sempre stato qui a casa con me. In quella casa in cui all'anagrafe risultano risiedere soltanto donne, peraltro, la stessa Fatima insieme alla terza figlia, 13enne, e a Kutbia, 31 anni, moglie di Abdel Razzouk, 28 anni, che è il primogenito, il fratello maggiore di Touil. Anche lui però, di fatto, residente nell'appartamento di via Pitagora, cioè in sostanza lì, a termini di legge e di anagrafe, risultano risiedere solo le donne, nemmeno il fratello maggiore dell'arrestato. A domanda Fatima non spiega quanto abbia pagato il suo figlio per approdare in Italia via mare. Assicura che il figlio non avrebbe mai potuto prendere un aereo per Tunisi perché non aveva documenti, ma torna a non spiegare, a non chiarire perché lei stessa si sia decisa a denunciare soltanto ad aprile a Trezzano lo smarrimento del passaporto di Touil, pare perso durante il viaggio in mare. E invece, secondo Repubblica, il cronista perfetto, diciamo, Piero Colaprico, questo qui il documento ce l'aveva in mano, il passaporto, no? Perché la mamma ha denunciato appunto il fatto di aver perso il passaporto. Dunque, non lo spiega però perché ha aspettato tanto dopo la strage a Tunisi a denunciare lo smarrimento del passaporto. Perché soltanto dopo la strage denuncia lo smarrimento del passaporto lei per conto del figlio? Tra l'altro, che senso ha per uno che ha un decreto di espulsione andare a denunciare lo smarrimento di un passaporto che non c'è più, che dici di aver perso durante la traversata in mare quando sei arrivato qui, e poi a un certo punto, appena arrivato qui, ti fanno il decreto di espulsione. Tu cosa fai? Vai ad abitare dove stanno i tuoi col permesso di soggiorno identificabilissimi e rintracciabilissimi
e denunci perfino la scomparsa del passaporto, che non ti è servito a un tubo perché sei arrivato qui illegalmente, non ce l'avevi neanche quando hai fatto la traversata. Qualcosa che non quadra evidentemente c'è, o nei fatti o in come sono raccontati o nella storia in sé, però mettere insieme tutte queste informazioni non fa che aumentare i punti di domanda. Sul 22enne, già dal 17 febbraio stesso, cioè appena mette piede in Italia, pendeva un provvedimento di espulsione. La tesi della famiglia è questa: lui è sempre stato qui perché non poteva fare altrimenti, e il fratello maggiore dice quasi sprezzante: lui è un terrorista, una delle menti dell'attentato a Tunisi, ma se non capisce niente di politica, non sa nulla e fa fatica perfino a usare Facebook, cosa può organizzare? Ha piccoli precedenti di polizia, il fratello dell'arrestato. Del padre non si sa granché. La figlia maggiore, Koutbia, lascia intendere che è in Marocco, malato. In braccio ha uno dei suoi bimbi. Ha dovuto aprire la porta di casa con una sola mano, l'altra gliela teneva il piccolo, racconta Il Giorno. Non abbiamo dormito stanotte, siamo stravolti e spaventati, dice la cognata dell'arrestato. Twill è un ragazzo normale, frequenta 2 volte la settimana la scuola di italiano a Trezzano, che è una delle tipiche cose che fa uno con un provvedimento di espulsione. Va a scuola, va ad abitare a casa dei suoi dove lo possono rintracciare e non solo, va a denunciare ai carabinieri anche la scomparsa del passaporto. Ma noi siamo certi che la magistratura saprà chiarire tutti questi dubbi. Intanto ci rivolgiamo come al solito, chiudiamo la mattinata come al solito con le sagge parole del prefetto Morcone, il maître Hotel, il capo del Dipartimento Immigrazione al Ministero dell'Interno, uno degli uomini di Alfano in questo momento, tra i più importanti, che ha le idee anche molto chiare, perché se qualcuno non la pensa come lui è un pazzo che va curato. Andate in cura dall'analista, dice il prefetto Morcone, che io c'ho da fare, c'ho da accogliere un sacco di gente qua, devo raddoppiare i posti adesso per l'accoglienza, sistema SPRAR, Cara di Mineo e compagnia bella. Devo raddoppiare i posti. Salute al prefetto Morcone. Leggo 2 messaggi per Mario Morcone. La cosa inammissibile è che con le vostre continue trasmissioni su questo argomento state cercando di fare il lavaggio del cervello agli italiani, insinuando un senso di colpa per eventi con i quali noi non abbiamo nulla a che spartire. Cercate di far sentire responsabili gli italiani per fatti non imputabili. Siete corrotti, disonesti, delinquenti, traditori. A un certo punto dovrò fare, me l'ha chiesto anche Morcone, un fascicolo di messaggi contro il prefetto Morcone, ma insomma poi io lo lascerò prima che vada in pensione. Aspetti, gliene leggo un altro paio. Mi sento ogni giorno meno europeista. La Grecia ha problemi economici, si arrangi. L'Italia ha problemi con i migranti, si arrangi. Parliamoci chiaro, altro messaggio. Le cose che ho appena sentito dai vostri ospiti mi fanno rabbrividire. Gli immigrati irregolari arrivano proprio perché la politica li vuole, le organizzazioni no profit, spesso in combutta con la mafia, ci mangiano alla grande. Perché non parlate di cosa dall'Australia con gli immigrati, di cosa ha fatto l'Australia con gli immigrati che arrivano lì dall'Indonesia? Se ce li teniamo è solo perché il governo li vuole, per le loro politiche folli di far crescere la popolazione e la forza lavoro con africani. Questa è la sua realtà. In realtà ho una domanda, oltre a, se vuole, una replica a queste parole. Morcone, esiste un problema di coesione sociale, cioè lei dice noi siamo 60 milioni, se non di più, 80.000 che sono pochi, e tuttavia un paese sta insieme appunto se riesce a condividere stili di vita. Allora, 2 risposte, rapidissimamente. Primo, mi riallaccio agli discorsi che sono stati fatti prima. Inghilterra, quindi Regno Unito, multiculturalismo, hanno avuto gli attentati a Londra e una serie di altri episodi. Francia, assimilazionismo, hanno avuto gli attentati a Parigi, noti a tutti dalle seconde generazioni. In Italia questo non ancora è successo. Sarà un caso o sarà un modo e una capacità di accogliere, se vuoi a macchia di leopardo, ma anche con delle eccellenze e delle qualità? Io me la porrei questa domanda. La seconda risposta ai signori che hanno scritto adesso: insomma, se tu stai male con te stesso è un problema tuo, per favore vai in analisi, parlo con qualcuno, ma evidentemente stai male con te stesso e non ci posso fare niente. E io pago!